Diamo il via a questo incontro dedicato alla quinta edizione del premio Trinachia, premio internazionale di scritture autobiografiche, biografiche e poetiche dedicate alla Sicilia. Oggi noi omaggiamo le scrittrici e gli scrittori che sono stati premiati all'interno della sezione autobiografie. Sono qui con noi e sono molto felice della loro presenza, l'assessore alle attività e beni culturali della pubblica istruzione e ai grandi eventi della città di Catania, l'assessore Barbara Mirabella. Buonasera a tutti, grazie a voi. L'assessore alle culture del comune di Palermo, l'assessore Adam Darashwa. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. E insieme a noi sono anche presenti il nostro giurato della sezione per le autobiografie, lo scrittore di origine algerina che vive in Italia a Firenze da diversi anni, Amor Dekik. Buonasera a tutti e grazie per l'invito, sono molto contento di trovarmi fra di voi. E anche abbiamo la gradita presenza del nostro sponsor di penna di questa edizione del premio Trinachia, lo scrittore Martin Guevara Duarte. Buonasera a tutti, io parlo così italiano, ma comprendo tutto, capisco tutto. Il nostro sponsor di penna per Trinachia è una persona che sostiene il premio, ma condivide anche fin dall'inizio dell'avvio dell'edizione anche una sua memoria personale per sollecitare i nostri futuri partecipanti, una memoria un'esperienza di vita in Sicilia. Martin Guevara Duarte ha consegnato a noi all'inizio di questa edizione il suo scritto autobiografico Sicilia Bella. Sarebbe anche cosa gradita poi più in là nel corso di questo incontro ascoltarlo insieme, la versione italiana, d'accordo? Sì. Abbiamo anche insieme a noi Domenico Amoroso, nella qualità di archeologo, ideatore e fondatore del Museo d'Arte Contemporanea di Caltagirone, curatore dell'unica collezione pubblica di art brut e outsider art in Italia, già direttore dei Musei Civici Luigi Sturzo di Caltagirone. Buonasera Domenico Amoroso. Buonasera, sono molto felice di essere con voi, anche perché il MAC, che è appunto il Museo d'Arte Contemporanea, con la sezione d'Arte Brut, possiede tutta una serie di scritti autobiografici o di appunti o di pagine di diario di questi artisti, quindi ci sentiamo molto vicini all'Associazione Trinacria. Grazie. Insieme a noi le autrici e gli autori che questa sezione vede oggi presenti in relazione alla loro autobiografia che è stata presentata in questa sezione del premio. Allora abbiamo Giuseppa Letizia Maria Bertino con l'opera Anime graffiate. Buonasera. Buonasera a tutti, sono onorata di far parte di questo meeting e di questa premiazione. Abbiamo un'altra scrittrice, autobiografa, Rosa Giombarresi, con l'opera La figlia del pittore contadino. Buonasera, sono felicissima di essere presente in questa manifestazione, veramente una manifestazione molto importante. Mi sento onorata, diciamo, di essere presente. Grazie. Grazie. E l'autore Mario Bertino dell'autobiografia intitolata Piccolo di camera. Buonasera. Bene, allora io credo che possiamo iniziare
dando la parola alla nostra assessore alla cultura della città di Catania, l'assessore Barbara Mirabella. Grazie, grazie Orazio, possiamo darci del tu perché nella vita lo facciamo. Benvenuti ai tuoi ospiti, è come se fossimo a Catania oggi, non me ne vorrà il collega Adam Adarawash, invece l'anno prossimo saremo insieme a Palermo, e quindi grazie ai tuoi ospiti, grazie a chi oggi si mette ancora una volta a confronto con il magnifico mondo che anche con le stelle in tasca, permettetemi di dirlo e di salutare tutti gli amici di Le Stelle in Tasca con il quale l'assessorata alla cultura ha il privilegio di lavorare durante il corso dell'anno. Io sono molto felice, come credo ognuno di noi, in questa bella call che ci vede in questi, ahimè, riquadrati, piccoli quadratini di distanziamento solo spaziale, ma non sociale, a celebrare una quinta edizione particolare. Questa distanza che, lo dicevamo poco fa, fuori diciamo dalla diretta, dalla registrazione, è anche un momento per riflettere su quanto i social siano o non siano anche amici della scrittura biografica, autobiografica, e che spero invece siano stati un motivo, come dire, sulla spinta dell'autocelebrazione invece di nuova primavera per questo segmento che io amo e apprezzo moltissimo. Grazie per il lavoro che fate, il valore di un premio di questo tipo, di carattere anche internazionale, che mette al centro, non dimentichiamolo, 3 lingue, tra cui una è quella siciliana, e credo, e oggi è molto attuale, sarà sicuramente, comprenderà la battuta anche il collega Adam, l'identità siciliana, no? Quindi la lingua, questa lingua che per noi, io sono catanese e lo parlo il siciliano, lo parlo spesso anche con i miei figli, e quindi diciamo le lingue che voi avete selezionato sono già, come dire, una fotografia importante degli obiettivi che voi avete messo, ovviamente insieme a quella italiana e francese. La valorizzazione, diciamo, di questo ascolto di sé che sta attorno a questo premio deve essere sostenuto da un assessorato alla cultura. Ecco perché credo che i nostri assessorati, quelli della città di Catania, della città di Palermo, della regione siciliana, tra poco avremo il nostro assessore al turismo Mario Messina, sono come dire, il minimo di abbraccio istituzionale per chi come voi valorizza questo proliferare di sentimenti, di condivisione. Personalmente ho iniziato un percorso anche sulla narrazione e la scrittura autobiografica anche nell'ambito della scuola. Io sono anche assessore alla scuola, rappresento circa 25.000 ragazzi della nostra città e sono convinta che la scrittura autobiografica ha anche un valore pedagogico enorme, anche sui più piccoli. Oggi si parlerà di adulti, ma sono convinta che queste esperienze debbano e possano partire da bambini, può agire anche sul singolo in un momento in cui noi nelle scuole ci troviamo a parlare di isolamento, di bullismo, di senso di rivalsa e anche di solitudine. Quindi mettere a confronto, come dire, uno spazio di narrazione di se stessi anche tra i più piccoli, secondo noi, secondo la mission che stiamo percorrendo, è anche una bellissima opportunità. Quindi credo che lo scrivere, il ricordare, l'esplorare i propri vissuti serva all'adulto come alla persona e il bambino più giovane, ed è una modalità che va sicuramente valorizzata. Questo è un premio importante, una quinta edizione è già una candelina che credo vi debba rendere orgogliosi. Io sono felice che in questa speciale edizione del Maggio dei Libri, che devo dire che con nostra grande sorpresa sta avendo un grande successo, perché siamo sempre con lo smartphone in mano e in questo isolamento forzato, specialmente nelle prime battute, il Maggio dei Libri ha rappresentato un ulteriore, specialmente nei primi 15 giorni, come dire, abbraccio di dialogo, no? Tra la lettura e i nostri cittadini, ma in generale chi segue la pagina del nostro assessorato e del nostro Maggio dei Libri. Quindi grazie per questo progetto condiviso. Anche successivamente, diciamo, a chi ascolta, condivideremo poi la premiazione e tutto quello che saranno step by step le iniziative del premio. Sono orgogliosa di essere il vostro assessore e grata davvero all'immenso lavoro che fate. Grazie di cuore. Grazie assessore Mirabella.
L'organizzazione di volontariato Le Stelle in Tasca dà il benvenuto a tutti voi, a tutti voi. Noi abbiamo avuto in questa edizione, come nelle precedenti, una sezione speciale che è stata dedicata ai più giovani che hanno scritto sul tema il dono. E sarà emozionante poi andare a rivedere insieme tutti questi incontri, anche questo in particolare, dove ci si è espressi attraverso la scrittura su questo tema, il dono da parte dei più giovani, ma poi anche le altre sezioni che ci hanno permesso di continuare a condividere emozioni, sentimenti, ma anche delle riflessioni importanti fatte attraverso questo esercizio di scrittura. Adesso vorrei dare la parola alla città di Palermo, nella persona di Adam Darashua. Noi abbiamo anche i saluti del sindaco Leoluca Orlando. Mi dica, Assessore, vogliamo ascoltare? Ascoltiamo il sindaco prima. D'accordo. La città di Palermo è presente, partecipa ed esprime apprezzamento in occasione di questa quinta edizione del premio internazionale Trinacria. Un saluto al Presidente, un saluto all'amministrazione comunale di Catania, una condivisione di questa esperienza di Maggio dei Libri che si collega nell'esperienza di tante città, nell'esperienza della città di Palermo, nel patto di lettura, nell'organizzazione ogni anno della straordinaria Via dei Librai, che si accompagna e si intreccia con un'altra straordinaria iniziativa, la Marina dei Libri, e ancora il Festival delle Letterature Migranti, unito tutto questo alla presenza costante del libro nella nostra biblioteca dedicata a Leonardo Sciascia, così come nelle tante biblioteche di quartiere, insieme ad una importante attenzione per il libro anche in tempi di digitale. Io credo che noi dobbiamo mettere il digitale a servizio della cultura, evitando che sia invece la cultura a servizio del digitale. Si aprono certamente spazi nuovi e soprattutto una particolare menzione va fatta a questa scelta del taglio autobiografico che mi coglie sicuramente sensibile, essendo io autore prevalentemente in lingua tedesca di numerosi libri autobiografici, l'ultimo dei quali ho presentato in persona, in presenza, con Moni Ovadia e in via digitale con Alan Friedman, perché c'è stato il passaggio in occasione di questa pubblicazione al mio primo libro di racconti autobiografici in lingua italiana dopo quelli pubblicati in lingua tedesca, che si è intrecciato con il passaggio dal pre-virus alla fase 1. Ecco la ragione per la quale io credo che questa iniziativa in collegamento telematico finisce con l'essere la conferma del tempo che cambia, ma che non cambia sicuramente l'attenzione al libro e alla lettura. Grazie ancora per questa condivisione, in piena condivisione. Sarà presente l'assessore alle culture con la E maiuscola e al plurale ad Andarashua, che porterà anche lui il contributo e il saluto della nostra città. Bene, noi ringraziamo la presenza del sindaco Leoluca Orlando attraverso questo messaggio. Era impegnato nei suoi compiti istituzionali, non poteva essere presente, e do la parola a seguire all'assessore Adam Darashua. Grazie a tutti voi, grazie per l'invito a questa quinta edizione del premio, alla sesta sezione, soprattutto dedicata alle scritture autobiografiche. Allora, intanto mando un saluto della città a tutti voi. Io mi sento oggi in questo momento a Catania, anche se sono a Palermo. Lo dico perché ogni volta essere a Catania per me è stato sempre un momento molto piacevole. Ho frequentato l'università a Palermo, ma ho condiviso momenti molto
molto vivi e molto intensi della vita della città, della vita culturale della città di Catania, a cui credo di essere molto legato, e posso anche dirlo. Quindi per me certamente sarebbe stato molto bello poter essere con voi a Catania, ma questo isolamento e questo distanziamento, che io mi piace definire fisico e non sociale, perché questo periodo che abbiamo vissuto tutti usando la tecnologia per incontrarci, oltre a rappresentare un momento di resilienza e di resistenza e di, come dire, decisa volontà di mandare avanti anche i nostri eventi, i nostri impegni culturali, ha rappresentato per me anche l'occasione, l'opportunità di conoscere, di interloquire con tantissimi assessori e partecipare a vari incontri in cui sono presenti tanti assessori come Barbara oggi, che prima del Covid-19 era molto più complicato vederci, e guarda caso col Covid-19 abbiamo avuto già tante opportunità di poter partecipare a tanti eventi. Questo strumento quindi ha creato anche questa opportunità, perché io sono un medico e ho imparato dalla mia esperienza che bisogna sempre trovare l'aspetto positivo. Adam Daraush è cresciuto in una terra un po' lontana da qui, ha letto libri tutta la sua vita, utilizzando soprattutto 4 lingue, e quindi le biografie sono state uno strumento molto importante, e le autobiografie, per la mia formazione, soprattutto quando ho avuto l'opportunità di poter leggere la stessa biografia in 2 lingue diverse. È un modo di, come dire, vivere un racconto che dà a chi legge l'opportunità di intravedere gli aspetti anche più intimi di un personaggio o di una storia. Il racconto e la biografia, l'autobiografia in genere, è un strumento molto utile, come ha detto poco fa Barbara, nella formazione delle menti dei giovani. Io stesso a 40 anni, se qualcuno mi chiede di fare un elenco di tutti i libri che ho letto, difficilmente riuscirò a ricordare tutti, ma se mi si chiede le biografie me le ricordo, perché sono storie, sono personaggi che difficilmente potranno, diciamo, lasciare quel compartimento della mia mente dove sono conservate. Quindi questa giornata oggi, essere qui con voi a parlare, a sentire parlare di autobiografia, per me è molto importante. Il sindaco ha citato la nostra iniziativa di intitolare la biblioteca più grande in città, la biblioteca di Casa Professa, allo scrittore Leonardo Sciascia. Questa iniziativa, io da assessore alla cultura e alla toponomastica mi onoro di questa intitolazione, essendo peraltro un grande ammiratore di Sciascia e dei suoi libri e delle sue, come dire, visioni, ecco, delle sue visioni. La nostra società sta vivendo un momento molto difficile. Io l'ho potuta vivere sia come assessore sia come medico che continua a esercitare la sua azione. Sarebbe molto bello essere invitato fra qualche anno al vostro premio, quando qualcuno magari citerà questo periodo in qualche sua biografia. Stiamo vivendo in un'epoca storica in cui il libro in questi mesi è stato uno strumento molto utile per tantissime persone per superare questo momento. Ecco, io credo che un altro aspetto positivo di questo periodo è il fatto che le persone, stando a casa, abbiano avuto l'opportunità di poter leggere di più. Io sicuramente l'ho fatto avendo avuto un po' più di tempo, anche se gli impegni via web conference sono stati sempre continui. Ed è stato un momento molto importante, perché mi ha ricordato ancora una volta il valore di un libro. Poco fa Barbara faceva riferimento all'identità, una parola che io amo, condivido, perché io ho sempre creduto all'identità di una persona come una cosa fluida, che ogni persona ha il diritto di plasmarla a sua, come dire, immagine e somiglianza. Io credo di essere un siciliano certamente adottato, ma di essere siciliano che magari quando parla in dialetto faccia un po' ridere, però l'amore per questa terra è fortissimo, ed è un amore che è iniziato, guarda caso, scoprendo scrittori siciliani, Pirandello, Sciascia, già prima di arrivare in Sicilia. E quindi credo che oggi noi stiamo facendo vedere un bel settore della nostra scrittura, della scrittura e dei nostri scrittori, che con le loro autobiografie hanno dato a noi l'opportunità di sberciare dentro le loro storie. Ecco, il mondo
quando viene narrato in slogan, in tweet, è un mondo molto triste. Quando invece il mondo viene narrato con le storie raccontate dalle persone, diventa un mondo molto colorato e ci dà l'impressione di un posto bello in cui vivere. Ed è per questo che, ripeto, il mio invito a voi l'anno prossimo è di venire a Palermo per la 6ª edizione del vostro premio. Ovviamente l'assessore alla cultura di Catania farà gli onori di casa, sarà il copadrone di casa, quindi fa parte anche questo della cooperazione che è nata sotto l'insegna del Covid-19. Grazie per l'invito e grazie a tutti voi, buon lavoro. Grazie Assessore Darashua. Barbara, volevi rispondere a seguire? Certo, io non vedo l'ora di andare a Palermo ad abbracciare il mio collega che ho conosciuto in chat. E grazie, è proprio così. Questi premi, un premio che mette insieme, lo diciamo poco fa, le lingue, le identità, le diversità, il racconto e questa compagnia che ha fatto in generale lo scrivere, il ricordare, l'esplorare i propri vissuti è un'opportunità che porteremo dietro quest'anno forse in maniera particolare, e sono certa che alla 6ª edizione che faremo a Palermo avremo tante nuove storie anche con dei sentimenti che saranno stati raccontati in maniera diversa, no? Questi sentimenti probabilmente ispirati anche a un grande senso di solitudine, di vuoto o di osservazione di questi spazi prima vuotissimi e ora di nuovo, ahimè, da qualche giorno disordinati e rumorosi. Quindi credo che la 6ª sarà una nuova edizione un po' rivoluzionaria, quindi grazie davvero a tutti. Io, come l'assessore Adam Darashua, durante la conversazione in punta di piedi spariremo per altri impegni istituzionali, ma abbiamo la fortuna poi di condividere sui nostri canali social poi tutto il racconto di questa bellissima 5ª edizione, quindi è anche un'occasione per darci un ulteriore arrivederci. Saluto davvero tutti e in particolare voglio dire a Domenico Amoroso che lo andrò a trovare presto. Sarà un piacere e un onore averla, grazie. Grazie. Arrivederci. Grazie. Io e tutta la nostra organizzazione di volontariato Le Stelle in Tasca siamo onorati di avervi presenti e siamo anche onorati del contributo che date a Trinachia, il patrocinio della città di Catania, della città di Palermo ed anche quest'anno il patrocinio dell'assessorato regionale al turismo non possono che dare sempre più valore alle autrici e agli autori che partecipano a questo premio e riconoscere il loro esercizio di scrittura e dare anche valore alle storie che condividono insieme a noi. Trinachia non è attenta alla dimensione letteraria, dotta, ricercata della scrittura. Trinachia ci dà la possibilità di essere attenti invece alla dimensione umana della scrittura. Oltre le storie che vengono raccontate attraverso le varie sezioni del premio, queste storie diventano anche un patrimonio immateriale collettivo. L'ODV, insieme a chi sostiene il premio, anche alla città di Palermo e alla città di Catania, custodisce un archivio che vuole essere anche un archivio vivente e un archivio partecipato, e questo è un patrimonio che ci aiuta attraverso l'ascolto sensibile di sé e dell'altro a guardare la vita abbracciando anche quei valori benefici per la nostra umanità comune. E un'altra dimensione importante attraverso la scrittura, chi si imbarca in questo esercizio di scrittura autobiografica, è la dimensione della rinascita che molto spesso viene alla luce attraverso queste letture. Io direi che l'autobiografia animata da questa amorevole distanza fra l'autore, perché si prende una distanza da ciò che si è vissuto raccontandolo attraverso la scrittura, e anche una distanza con l'eroe della sua scrittura. E questo sollecita un esercizio sempre incerto. Si esita su soglie e porte che sono tutti quei vari momenti
decidiamo di raccontare, e quindi diventano quelle porte che ci permettono di accedere nuovamente alla vita, quei sentimenti, quelle sensazioni, che iniziamo a raccontare, e sono innumerevoli accessi per incamminarci nuovamente nella vita. Allora vita e scrittura, bios e grafia, narrare l'esistenza di una persona e del suo mondo, impegna tutte queste autrici e questi autori a tracciare un cammino. E il viaggio che intraprendono non è mai un percorrere le esperienze vissute o un camminare nella vita ritornando sui propri passi, ma è una nuova possibilità di abbracciare la rinascita attraverso la scrittura, e di questo noi ne avremo alcune esempi attraverso le opere che abbiamo selezionato all'interno della sezione autobiografie. E dopo questa breve ma spero intensa riflessione che questi anni di esercizio attraverso il premio, ma anche attraverso i laboratori di scrittura autobiografica dell'organizzazione Le Stelle in Tasca ci hanno permesso di fare, io vorrei adesso invitare a prendere la parola il nostro sponsor di penna, Martin Guevara Duarte. Scusa Martin, mi scrive l'assessore Messina, perdonate se vi ho interrotto. Prego. Che è ancora in difficoltà per ragioni istituzionali, quindi intanto ci ringrazia, ci saluta, proseguiamo tranquillamente e si farà sentire tra qualche momento. Scusate, così non abbiamo l'imbarazzo intanto di dare inizio alle sessioni. Intanto vi saluto affettuosamente, a breve si metterà in contatto con il Presidente. Grazie. Prego Martin, scusa. Martin, vuoi che mandiamo il video della tua lettura o dopo? Ma se vuoi, avanti. La facciamo ascoltare anche ai nostri ospiti? Sì. Ok. Bedda. Dal promontorio si vedevano le onde lambire gli scogli. Il sole fioco ma austero, nonostante tutto il suo potere chiarificatore, non riusciva a cancellare in me la sensazione, ogni volta che guardavano in basso, di sovrastare una gola così profonda di arrivare sino al centro della terra. Per questo motivo afferrai la mano di Adriana. A lei girava la testa per le vertigini più che comprensibili e ci aiutammo a vicenda per oltrepassare quella curva dell'impervia stadina. Valse la pena prendere quel sentiero per raggiungere il porto di Levanzo dalla grotta del Genovese, invece di tomare per la via più lunga ma più diritta. Il passaggio era ancora più bello dopo aver appreso da un antropologo che ci accompagnava che in passato che la isola era collegata alle altre vicine, Marettimo e Favignana, e tutte e tre alla Sicilia. Qui arrivarono i primi abitanti di Trapani, forse dalla penisola iberica, come suggeriscono le pitture rupestri sulla parete della grotta del Genovese, di circa 8.000 anni, simili a quelle della grotta di Altamira. Molto probabilmente, pensai, quegli abitanti avevano camminato lungo il sentiero sul bordo del precipizio e forse uno di loro prese per mano d'un'Adriana del Neolitico che soffriva di vertigini. Gesto come filo
conduttore e simbolo della solidarietà tra gli esseri umani di ieri, di oggi e di sempre. Forse si fermarono probabilmente coniugando prudenza e timore reverenziale per quel crogiolo di colore che ricade su quel passaggio meraviglioso, per dire addio a quella che in futuro sarebbe stata la punta dove finisce l'Italia o il suo principio, dipende da quale parte si guardi. Arrivate al porto, dalle nuvole rigonfie precipitò scrosciante un acquasone. I camminanti stavano appena iniziando a conoscersi. Appoggiamo i nostri zaini sotto il tetto di un bar e ordiniamo caffè, acqua, birra, pizze e arancini. E mi aspettava il gatto più affettuoso che abbia mai incontrato in vita mia. La fusa di quel felino sul mio collo che sopramminai pirandello insieme alle chiacchiere animate, arricchite da sonore battute d'allegro carattere siciliano dei miei nuovi amici, sono rimaste incastonate nel mio ipotalamo come uno scenario, o meglio, come un tappeto persiano. Più tardi tornammo a Favignana, 2 giorni trascorsi conoscendo nuovi posti, persone, e poi a dormire a casa dell'artista plastico Momoca La Civetta, un'accoglienza meravigliosa, con cena e notti tra racconti e risate ancora e ancora, e il giorno ha preso l'inizio della camminata sull'antica trasversale sicula partendo da Mozia. Un gioiello universale per la concentrazione di storia, cultura e zanzare. Da quel momento quindi la Sicilia cominciò a entrarmi dentro. Le risate cariche d'energia e i paesaggi diedero in Natale a un flusso affettivo interiore e a un amore per questa pera intarsiata e dipinta dall'essenza multiculturale generale dai piaggi, dal passare del tempo, dal convivenza, il senso dell'umore, dell'onore e di un misterioso equilibrio che si fonde tra una scintilla vulcanica con odore, sapori e colori insostituibili. La dolcezza e la lealtà alla sua gente, la bellezza interiore e esteriore della mia amica Francesca, la profondità e fermezza della mia amica Anna, e l'affetto di Tano e Peppe, di Adriana e Maurizio e tanti altri, la forza di Peppino Impastato e la sua famiglia, la pasta asciutta alla norma e il nero di seppia. I siciliani, con la loro spontaneità, per la mia esperienza personale, sono più cucini dei cubani e dei caribico, molto più bellicoso e millenario, piuttosto che dei romani, dei greci e dei arabi. Oggi voglio congratularmi con la 5ª edizione di Trinacchia, il premio internazionale di scritture autobiografiche, biografiche e poetiche, dedicate alla Sicilia, e voglio essere fedele al mio desiderio di contribuire all'arricchimento intellettuale dell'isola
che ho apprezzo ad amare e a diffondere i suoi preziosi tesori culturali. Tante grazie Sicilia, tante grazie Trinacchie. Un esfuerzo por decirlo en italiano. Gracias. Sicilia Bedda, che ha scritto per noi Martin Guevara Duarte e ha letto in italiano e lo ringraziamo per questa lettura in una lingua che non è la sua. Tante grazie, sì, si notava che non era la mia lingua, ma sì è il mio cuore molto vicino di tutta l'Italia, non solo la Sicilia, da Verona a Trapani. Questo è un onore per me, saluto a tutti, è un onore per me, io sono onorato per tutto, prima da tutto per trattarsi da Sicilia, una terra che ho conosciuto fa 2 anni o 3 anni. Io tenia la costumbre di visitare Italia sempre dall'Abruzzo ad arriba. La prima volta che io pisé Italia fu da Slovenia a Trieste e poi a Venezia Mestre, Venezia, tutto questo, no? Il Veneto. E poi a Milano, a Roma, ad Abruzzo, a Osimo, Ancona, tutta questa zona del mezzo d'Italia para arriba. Una veramente amica mia, siciliana de Vittoria, Scoglitti, perdón, che abitano alla Centroamerica, che abitò a Cuba, mi dicono: Martín, perché tu non conosci la Sicilia? La Sicilia è la mamma di tutta questa cosa d'Italia, Sicilia, Calabria, la vecindad a Grecia y al mundo árabe. Io parlo, non so perché, ma lei parlò per me. Parlé con miei amici siciliani, tienen pensado hacer un percorso da Trapani a Scoglitti para desarrollar el amor a la tierra por un fiume che nel passato era un fiume navigabile e adesso non è più fiume, è terra. Tu vuoi andare? Sì. Dal primo giorno che io ho arrivato all'aeroporto, che ho mangiato arancina o arancino, secondo se è Catania o Palermo. Come se n'è andato l'assessore di Palermo, lo chiami pure arancino, si senta meglio a suo agio così. Sì, ma uno chiama arancina e arancino, bueno, io non so, tutti tutto bene. E Canoli, e il primo abbraccio di Peppe, di Giuseppe, uno dei 2 ragazzi che fa questo percorso, l'antica trasversale Simona. Io mi ho sentito come in Cuba. Io sono argentino, sono nato in Argentina e poi exiliato a Cuba e ho cresciuto in Cuba da 10 anni a 22. E mi ho sentito come se Sicilia avesse una familiarità extraña. Non è vero, perché non hai connessione, ma è una connessione spirituale, non è una connessione materiale con Cuba. Il cubano anche è famoso, è conosciuto per l'allegria, ma il cubano anche è triste, tiene una connessione con l'alma profonda, primo da questo 500 anni da America, più antico da questo. Similare da Sicilia, gente diretta, aperta, ma anche profonda, di una mirada profonda, in tutto il sentito, nel buono e nel malo della mafia, nel buono della fraternità, della entrega, ma realmente la meraviglia non è buona né mala, è meravigliosa, è tutto. E io ho sentito questo nella Sicilia, veramente una
amistà, amicizia è la parola, ma veramente amicizia. E quando io ho ritornato, io ho volto a ritornare, e sempre con il braccio, los brazos, come si chiama questo? ¿Brazo? Bueno, aperto. Per un abbraccio, per recibir, y por la historia de la Sicilia, el paisaje y el idioma più vicino dell'espagnolo che l'italiano. Tante parole sono più vicine dell'espagnolo che l'italiano. Anche hay una como lavorare, non trabajare, o così, no? Mi piacciono tanto la parola amunì, perché era molto difficile come oggi, 18, 30, 18 e mezzo, è lo stesso. E per riunire tutto il mondo alla 2 la tarde, no, è pomeriggio, non è la 2, la 3, la pomeriggio. Riunire in un punto noi, e poi di 1, 2, 3 birra, noi andiamo a Munì. Quando uno si levantava e decía a Munì, tutto il mondo, bueno, a Munì. Ma non era a una ora esatta, non era in una ora esatta, era quando già sufficiente, sì. Bene, a Munì, bene. Questo io me quedé enamorado, parecía Cuba, realmente. Questa è una cosa perché l'altra è per la letteratura. La letteratura, anche la letteratura italiana e la letteratura siciliana, de Sciascia, de Tomasi de Lampedusa, que hizo El Gato Pardo, donde sale gran parte de la política actual de los políticos del mundo, Luigi Pirandello, todos los grandes que han contribuido a la literatura universal, desde Quasimodo hasta Sciascia. Y para mí la parola, tiene un peso verdaderamente importante. Luego está el mundo de facto, de los hechos, y el mundo de la parola. Ma la parola está estrechamente ligada a quello mundo, ¿no? En el hipotálamo, no en el consciente, ma en el subconsciente. Y escribir es una actividad en completa soledad, solo. Escribir. Y leggere anche in completa soledad, solo. È una comunicazione diretta che io tuve con Fyodor Dostoevsky, cuando él escribió Nietoshka Nesvanova, prima persona como si fuera una donna, en una cárcel de la Siberia. Fue a punto di morire, lui prende una penna e quello le dio vita, caldo, felicità. E quando io ho letto questo di Dostoevsky, fue come una conversazione personale, hombre a hombre. Y ho pensato 20 anni, yo tenía 20 años, y pensé, no hay nada como la literatura, nada. Se hace solo y se lee solo. Es una comunicación personal, hombre a hombre, mujer, donna a hombre, ma uno con uno. Y la autobiografía para mí es importante. Yo escribí un libro que se llama A la sombra de un mito, nella sombra di un mito, per il fratello del mio babbo, del mio zio. Y en la autobiografía, cuando yo escribí la autobiografía, tuve dolores de estómago, asma, pasé por todas las épocas, desde que era niño, ragazzo, adolescente, giovane. Tutto il mio corpo representò teatralmente questa opera, ¿no?
non era solo escribiendo, era reviviendo aquello. È per questo che io, come si dice, ho letto parte, pedazos de trancho de las 3 opere y me han fascinado, perché hablan tutte le 3 di Sicilia, di tutto questo, ma più perché parlano del paesaggio, del campagnolo, di tutto questo, più da questo è perché parlano di che cosa io sono in questo mondo, che lugar tengo in questo mondo, chi sono. Soy il mio babbo, il mio nonno, mio figlio, io, tutto questo insieme è la verità. Bueno, io sono onorato e tante grazie. Io quería decir queste parole. Non so se se capisce, se si comprende, però sto mezclando un poco di italiano con un poco di spagnolo. Tante grazie. Grazie a te, Martin Guevara Duarte. Nella sua ultima parte ha introdotto anche le nostre 3 opere che ha letto e che ha apprezzato, come avete ascoltato, e adesso direi che possiamo passare a ascoltare queste opere dalla viva voce delle loro autrici, dei loro autori. Io darei inizialmente la parola alla signora Bertino, Giuseppa Letizia Maria Bertino, con la sua opera autobiografica Anime graffiate. Vado a leggere una parte dell'opera oppure... Sì, l'ascolteremo inizialmente nella lettura di una parte della sua opera e poi ci parlerà di questa sua esperienza di scrittura. Ok. Inizio. Quando si va alla ricerca dei propri demoni, la strada diventa tortuosa e instabile e il tempo si dissolve. Passato, presente e futuro sembrano inseguirsi inesorabilmente e dall'età adulta viaggia alla velocità della luce, vedendoti bambina, adolescente, donna, madre, nonna, sino alla fine. Ma cos'è il tempo? Un paradigma, una convenzione, uno status quo? Se non ci fosse tale limite, l'infinito con tutte le sue sfumature prenderebbe il sopravvento e nell'immobilismo potresti rivederti, rivivere i momenti passati, riconoscerti e scoprirti, prendere consapevolezza del tuo io, fare pace con te stessa, ricomporre il mosaico e trasformarlo in creazione artistica. In quel vuoto dell'esistenza che, riportandomi indietro, diventa presente e palpabile, angoscia e paura, presente e passato, cominciano ad inseguirsi, si dileguano, si mischiano e lui prende nuovamente vita. La mia anima è inquieta, subisco le metamorfosi del tempo e come lui mi adeguo al ritmo triste delle nuvole che percorrono le vie del cielo, visibilmente senza meta precisa, come per allontanarsi verso l'infinito. Mi sento parte del tutto e del niente, chiedendomi, come tutti gli esseri umani prima e dopo di me, chi sono? Dove vado? Qual è lo scopo della vita e del suo trascorrere lento e costante verso la meta ultima? La carezza del vento mi avvolge con il suo abbraccio dolce, sensuale, e riemerge il ricordo dell'abbandono mistico al fuoco. Sono un tutt'uno, particella del macrocosmo,
con l'intima consapevolezza di essere importante, come tutti gli esseri che lo compongono, partecipe di un disegno vitale che si ricompone e si scompone fra le mani dell'artista, in questa immutabile e variegata vita che ci circonda nella sua meravigliosa essenza. Era l'età della primavera, delle emozioni sconfinate, della ricerca dentro e fuori dell'essere, delle scoperte, della gioia e dei dolori improvvisi che sconvolgono spirito e corpo. Nell'estate del 1975 andavo con un gruppo di amici in spiaggia, di notte, per un tuffo nelle profondità del mare nero e misterioso. Tutto ciò richiamava l'idea dell'ignoto futuro che ci attendeva dopo la fine dell'anno scolastico. In tasca il successo di un diploma ottenuto con il massimo dei voti e l'incertezza di cosa è scritto per te sul libro della vita. Si aprivano infinite strade all'immaginazione, ma non volevo né riuscivo a fantasticare. In quella culla d'acqua scura e tenebrosa trovavo la natura della mia esistenza, del mio dibattermi continuamente tra il bene e il male, tristezza ed esaltazione, paure e sicurezze. Il fuoco sulla spiaggia buia permetteva di ricevere un po' di calore e di luce. Qualcuno intonava al leggero ritmo della chitarra le note delle mitiche e immortali canzoni di Battisti e Baglioni. L'aria umida e calda si diffondeva intorno e l'odore della brezza marina era carico di profumi riemersi dalle profondità del mare, che, ribaltato dalle correnti e dalle piccole onde, si infrangeva con garbo sulla spiaggia. Il crepitio della legna secca posta ad ardere sul fuoco allentava tensioni e favoriva l'abbandono, avvolgendoti in un caldo senso di benessere. Con orgoglio ci sentivamo i figli del 68, alla ricerca di una vita libera e nuova, di una società più giusta, svincolata dalle ipocrisie politico-sociali e dalle imposizioni dei Matusa, che volevano trasformarci in burattini da addestrare ed educare secondo i canoni del tornaconto, dell'arrivismo, della produttività e del capitalismo. La cultura hippie era arrivata anche in Sicilia e aveva trovato la giovane Trinacria pronta ad accoglierla. Grazie. Grazie a lei per la lettura. Vorremmo ascoltare un suo pensiero su questa esperienza di scrittura autobiografica. Allora, per me scrivere rappresenta il guardarsi ad uno specchio, quindi tirar fuori se stesso dal proprio intimo e poterlo vedere per conoscersi meglio, perché effettivamente scrivere di sé rappresenta proprio come scorporarsi da quello che è una parte di te, farlo diventare personaggio e guardarlo dal di fuori. Quindi per me la scrittura è catartica, è una liberatoria, è qualcosa che dal di dentro ti aiuta a rivivere proprio questa autobiografia. Poi per me è stata molto molto pesante, molto drammatica, perché percorre tratti molto drammatici dell'intera vita, con delle grosse prove da superare, ecco, che mi hanno visto trasformarmi nel tempo. Ecco, e per me la scrittura è stata, almeno questa dell'autobiografia, ma anche tutte le altre scritture, perché io scrivo anche poesie, racconti, eccetera, servono proprio per vedersi, per riconoscersi nuovamente. Bene, grazie per questa intensa riflessione sulla scrittura autobiografica. Amor Dekis, che è uno dei giurati di questa edizione di Trinachia,
e che già fin dalla prima edizione collabora con noi, vuole condividere il pensiero, un suo pensiero su questa scrittura. Ebbene, io, come dice Orazio, non è, diciamo, la prima volta che sono qui, non è la prima volta che sono con le stelle in tasca. Fin dall'inizio sono stato assegnato a qualche sezione di questo premio letterario. Questo mi ha fatto, come dire, il fatto di partecipare, di confrontarmi con i diversi lettori, sia di quelle che riguardano il diario di viaggio o l'autobiografia, o dico anche biografia, perché nell'autobiografia ci sono anche certe parti dove si racconta anche di un'altra persona, di una nonna o di un padre o di altri membri di famiglia e così via. Quindi ci sono questi tipi di scrittura in una unica, diciamo, sezione. E la Sicilia la conosco già da prima e ho già fatto un viaggio, diciamo, sono sbarcato a Palermo per qualche giorno e poi verso Siracusa, da Siracusa Catania, come si chiama, Taormina, fino a Messina. Ho fatto quasi tutto il giro, manca solo l'altra parte verso il Corno, verso l'Africa. E penso che abbiamo anche fatto una iniziativa prima di questa edizione, prima dell'istituzione del premio Trinachia, e quando Orazio mi ha proposto di far parte della giuria, io non ho esitato un attimo, anzi è stato un onore di far parte di questa, come dire, di questa iniziativa. La lettura dei testi, la valutazione, dopo insomma più di una edizione, ci sembra di aver avuto, come dire, tanti pezzi di un mosaico, e nel corso della lettura viene costruito questo mosaico pezzo per pezzo, e questo che rappresenta praticamente, che dà una immagine, diciamo, più o meno, non dico ampia, ma riassuntiva sulla Sicilia, sulla sua cultura, la sua storia, certi periodi abbastanza importanti, diciamo fasi storiche marcate quindi devo dire che l'iniziativa è ricca di queste situazioni. E quest'anno ho notato che c'è una diversità. Nel passato c'era molta confrontazione con le feste, le ricorrenze, perfino le ricette tipo di Natale, di altre feste e così via. Quest'anno invece ho notato molta condizione umana, specialmente, come dire, in questi racconti, questi romanzi, delle persone, diciamo, fin dall'infanzia fino a una certa età, diciamo, riguardo il libro La figlia del pittore contadino. Scusami. Ho sbagliato, se non è Anime graffiati. Il romanzo è, diciamo, in cui si possono, come dire, percepire un certo livello abbastanza alto di scrittura, anche di letteratura, e anche se uno si attiene molto
ai requisiti del regolamento che deve insomma rispettare soprattutto la dimensione, come citava, la dimensione autobiografica. Rimane un fatto che c'è, come dire, si denota una certa cultura, una certa storia in cui si attraversa, diciamo, si parte da una fase, diciamo, in cui la speranza era la forza di rigenerazione, giovani e così via, con una certa trasformazione verso come la lotta per i diritti, come dire, per l'apertura, per come si dice, la lotta contro certe situazioni, eccetera, eccetera, fino ai tempi, diciamo, recenti in cui anche emergono altri, come dire, altri aspetti del racconto, sia dei personaggi che nel frattempo fra le righe vediamo anche tante cose che sono della Sicilia, della sua cultura. E devo dire che ho apprezzato molto in quanto, come dire, in quanto opera anche dal punto di vista letterario, dove si raccoglie, diciamo, tutti gli aspetti di uno scritto, diciamo, in modo equilibrato in questo romanzo del titolo Anime Graffiate. Bene, grazie Amor. Anche Martin Guevara aveva già iniziato a condividere un pensiero su queste tre opere. Ecco, in particolare sull'opera Anime Graffiate della signora Bertino, vuoi intervenire? Sì, mi è piaciuto molto la forma di scrivere, perché ecco, como lei diceva, è un specchio. Quando tu escribes ficción o poesía, puedes fugire. Siempre escribes sobre io stesso, ma puedes fuggire, ritornare, fuggire. Quando tu scrivi un'autobiografia non può fuggire, tiene che in fronte della persona, in fronte del tuo passato, di quando era la figlia che scriveva sobre la mamma, mi ha llegato tanto, ¿no? Perché para mí es una historia molto parecida a la mia, la de tua Letizia, con tua mamma. Y sobre todo questa finezza para escribir del mare, el fuoco nel buio della arena, de la ola, y pensiero acerca del buio del mare, ¿no? Nella notte. Y questa liberazione della donna, no tanto difficile, che io conosco per la mamma de Pepino Impastato, che mi ha contato tutta la famiglia, che era molto difficile, a Cinizia, un borgo, ma è tutta questa la storia in prima persona. Mi è piaciuto tanto una cosa che appunté che dice che l'amor acoge con beneplácito la verdad. El amore recibe bene la verità, ¿no? Y bueno, me ha gustado mucho, piaciuto, credo che si dice la parola in italiano, mi è piaciuto tanto che Letizia descrive più l'alma, ma più che l'entorno, più che il paesaggio, descrive in tutto il tempo l'alma, pero con una finezza realmente buona. Mi ha piaciuto. Grazie. No, grazie a te. Grazie Martin per questa tua lettura dell'autobiografia della signora Bertino. Io vorrei condividere un pensiero su questa scrittura. Ci sono alcune frasi che mi hanno colpito e che poi delineano un po' un percorso di scrittura molto interessante, sia da un punto di vista letterario che da un punto di vista autobiografico. Questo
confrontarsi con se stessi. Quando lei dice le anime graffiate, sono graffiate da cosa? Da queste ferite che non trovano sollievo, e queste anime hanno, nonostante tutto, la forza di rialzarsi per rinascere. E questo è un po' il senso anche di questo esercizio di scrittura, che la scrittura sia intesa, scrittura autobiografica, come una seconda nascita, è un po' situa la scrittura sotto il segno di una sorta di metanoia che trasforma il nostro stato d'animo attraverso la scrittura. Si cerca uno spazio, un tempo soggettivo che resiste al tempo orizzontale e oggettivo degli eventi della nostra storia, della nostra vita. E quindi c'è questa ricerca nella scrittura che mi piace portare alla luce, che è la ricerca di un tempo impersonale che va al di là anche della nostra stessa storia, e che la sofferenza della perdita di sé, queste anime perdono se stesse, si avverte nonostante tutto nel leggere questa autobiografia la possibilità di trovare la rinascita grazie anche alla scrittura. Quindi la storia di quest'anima inquieta che rappresenta l'autobiografia Anime graffiate è un racconto che avanza attraverso emozioni sconfinate, come dice l'autrice, che iniziano a definire però questa ricerca interiore, una ricerca della vita stessa, che è una ricerca che si incammina sia nelle gioie come anche in quei dolori che hanno disorientato la sua anima. Quando lei prosegue, poi si sofferma sulle radici della sua esistenza, e allora sono le figure femminili della sua famiglia, la nonna paterna, la madre e poi anche quella del padre. E il tema delle radici è sempre, come dire, una costante insieme ad altri temi vitali della sua esperienza di vita. E sono queste tutte quelle porte che lei riesce ad aprire per ritornare nella vita, nel suo vissuto, e quindi questi temi poi tessono numerosi e rinnovati tentativi di entrare nella vita. È come se questo specchio verso cui rivolge lo sguardo l'autrice, verso se stessa, sia anche un'altra porta d'accesso per quella vita di cui lei poi ci narra attraverso la scrittura, creando forme di risignificazione di questa esperienza vissuta. E c'è una frase anche conclusiva di questa autobiografia, sempre riferita a questo tema che attraversa tutta la sua scrittura, le anime graffiate, che sono sospese nel filo del destino, sono dibattute da venti impetuosi che le scuotono senza sosta, scaraventate. Queste anime sono in cerca di questa rinascita, di questa nuova armonia con se stesse e con il mondo. Questa mi ricorda quella immagine metaforica che è quella dei funamboli. In fondo questi scrittori di sé cosa sono se non dei funamboli che avanzano a tentoni su questo filo sopra il flusso di questa vita, che poi guardano allo specchio e si immergono nuovamente in questa vita e cercano di conciliare sia la parte d'ombra che l'amore verso la vita stessa. E queste anime sospese procedono su questa corda, che poi che cos'è questa corda se non una corda dell'amore, tesa sulla profondità di un'incompletezza, la nostra umanità, e che vuole tramutare questa corda in amore verso la vita. È un lavoro di natura etica ed estetica. E questa autobiografia per me rappresenta una seconda rinascita, lascia emergere una nuova presenza e una nuova visione della relazione con se stessi e il mondo, e sollecita la facoltà di raccontare questo mondo, quello che è stato vissuto e che ci viene incontro attraverso questo guardarsi allo specchio nuovamente. Ed è come dire, una immaginazione fabulatrice che non segue una razionalità imperante che ostacola la possibilità di raccontarsi nuovamente, ed è in cerca, questa immaginazione, di un ascolto e una nuova comprensione del mondo. E quindi c'è questo approdo poi nel corso della scrittura verso queste nuove consapevolezze. E quindi io mi felicito con la nostra autrice, la signora Bertino, per questa sua opera autobiografica, Anime graffiate.
e all'interno di questa sezione la sua opera è stata classificata come terza opera della sezione autobiografie. E quindi complimenti alla scrittrice autobiografa Letizia Bertino. Grazie. Io volevo aggiungere una cosa. Sono felice al di fuori del premio, eccetera, perché ho trasmesso quello che volevo trasmettere, da quello che voi avete detto, quindi sono felice per questo. Grazie. Grazie e ancora complimenti da parte mia, di tutta la giuria del Comitato d'Onore di Trinachia, e io passerei poi all'altra opera, dando la parola al nostro scrittore Mario Bertino con la sua opera autobiografica Piccolo di Camera. Signor Bertino, prego. Buonasera, un saluto a tutti, in particolare alle donne. Piccolo di Camera. Nella lingua gente di mare è mettere a posto le cabine del comandante, del primo ufficiale di coperta e dell'ufficiale di macchina. Quando nasceva un neonato maschio in quegli anni, era usanza suonare la banda musicale e così fu per me e per mio fratello Iano, il più piccolo. Avevo sempre fame, guardavo e cercavo pezzi di pane duro da mettere sotto i denti. Tra l'altro in questo periodo, negli anni 43-45, la corrente elettrica arrivava a singhiozzo e avevamo solo una lampadina di colore blu per appartamento, dato che sia di giorno che di notte la città veniva sistematicamente bombardata da squadriglie di fortezze volanti anglo-americane. Quando arrivavano le bombe, ci riparavamo sotto il tavolo da pranzo. Addirittura un giorno Iano, mio fratello più piccolo, si mise dentro un cassetto della credenza. Eravamo abituati a vedere nel cielo 4-5 fortezze volanti, attorniate da nuvolette bianche sparate dai nostri cannoni a difesa della città. Improvvisamente una nuvoletta colpì un aereo che incominciò a scendere in picchiata, lasciando una grossa striscia di fumo bianco. Subito io e altri ragazzi ci dirigemmo dove cadde l'aereo, verso il centro della città, in via Messina, vicino alla stazione centrale. Questa via era piena di torri dove si lavorava allo zolfo, le ciminiere. La scena che si presentò fu come quella di un film, agghiacciante. Gente sanguinante a terra che chiedeva aiuto, diversi corpi semicoperti dalle macerie e un forte nuvolone causato dalla polvere di zolfo che oscurava il cielo e la vista. Noi ragazzi impauriti e poi incuranti andavamo in cerca di pezzi del velivolo per poi portarli via e metterli una tegola in pendenza sopra il fuoco dove forgiavamo strane forme e oggetti. In seguito mio padre si organizzò per aprire un piccolo chiosco per vendere frutta e verdura e costruire un carrettino per il rifornimento dei prodotti. Mi rimasero impresse le ruote fatte di legno con una grossa circonferenza rispetto al piano d'appoggio. Comunque quel lavoro non è durato a lungo. Aveva allestito un piccolo salone da barba, però durò poco, non aveva clienti e dopo un periodo ha dovuto chiuderlo. Passato un breve periodo da disoccupato, mi iscrissi all'ufficio di collocamento gente di mare e dopo un po' trovai lavoro in una petroliera. Per imbarcarmi dovevo andare al porto di Palermo,
dove si trovava la petroliera. Così mi diresse alla stazione di Catania per prendere il pullman. Salì e subito siamo partiti. Però vidi alla mia sinistra la playa di Catania. Mi assalì un dubbio e domandai all'autista: dove siamo diretti? Lui mi rispose: a Siracusa. A posto siamo. Avevo sbagliato, così scesi una stazione di rifornimento in attesa di un pullman che ritornava a Catania e finalmente presi quello giusto per Palermo. Arrivato al porto trovai la petroliera, mi presentai subito al comandante che mi assegnò una piccola cabina a poppa dove il rumore del motore era assordante sia di notte che di giorno, e quando c'era mare grosso la prua affondava e la poppa si alzava sopra le onde, l'elica girava a vuoto. La mia qualifica era piccolo di camera, dovevo pulire e sistemare le cabine degli ufficiali, che erano il comandante, l'ufficiale di coperta e l'ufficiale di macchina. Chiudo. Grazie per questa breve stralcio della sua opera autobiografica. Vuole condividere con noi un pensiero su questa esperienza di scrittura? Sì, in pratica da piccolo ho avuto sempre questa forma di scrivere qualche cosa quando quello che facevo durante il giorno. Infatti ho diversi agenti negli anni passati che si vede tutto quello che ho scritto. Però c'era un particolare, c'era il mare che mi attirava sempre, il mare, la conoscenza della vita. In famiglia stavo pochissimo, stavo sempre fuori, ne combinavo di tutti i colori, sia in bene che in male. E devo dire una cosa che è molto importante, devo omaggiare le donne, perché c'è un detto in marina: quando la nave affonda, prima le donne, poi i bambini e dopo noi uomini. Questo è importantissimo. E io ancora continuo a scrivere nelle agende quello che faccio durante il giorno. Pagato questo, faccio quest'altro. Il senso della vita ancora non l'ho percepito tanto bene, pur avendo 87 anni, fra 40 giorni circa. Non sembra, ma mi riporta bene. Niente, devo dire che mi ha fatto tanto piacere incontrarvi, la giuria, il nostro presidente. Grazie signor Bertino e tanti auguri per questo nuovo anniversario. Grazie. Amordechis, posso darti la parola? Ok. Io penso che il piccolo di camera si può leggere come autobiografico, anche come un diario di viaggio, secondo quanto come dire, ci offre il contenuto. Questo racconto, al di là delle storie abbastanza, diciamo, drammatiche, dolorose e così via, viene proposto con una certa leggerezza, come dire, piacevoli. Come dire, quello che si denota molto di più è soprattutto lo stile. Non sembra, come dire, sembra un film, perché si presenta come, diciamo, una scena dopo l'altra, mai una scena terminata, che lascia il lettore immaginarsi quello che vuole o interpretare, come dire, la storia o il racconto o la narrazione, e soprattutto questo aspetto gli dà come dire, le dà questa originalità abbastanza marcata.
E veramente mi congratulo con Mario per questo lavoro, come anche mi voglio congratulare con tutti quelli che hanno realizzato i testi che ho letto. Veramente sono tutti eccezionali, però quando si deve scegliere c'è un po' di difficoltà, ma diciamo si deve fare qualche scelta alla fine. Grazie Amor. Martin, vuoi intervenire su questa opera? Sì, sì, mi ha piaciuto tanto anche perché così come ho detto che Letizia scrive dell'anima, del corpo para dentro, estoy de acuerdo con Amor, con Amor, que Mario, che Piccolo di Camera è un racconto di viaggio con negli occhi di una persona, di un ragazzo, tanta fotografie, bellissima, che parlano anche la immagine del tempo, di quello tempo, no? Il mare nero, tutto quello pensiero quando se le cae una cosa nel mare nero che gritano corpo all'acqua, e tutto questo mi ha piaciuto tanto perché sabe scrivere del corpo para fuori, tutto il mondo, descrivere come faceva Emilio Salgari, no? Descrivere un viaggio, el barco en movimiento. Ritornando poi menziona tutto il mare, e per me questo è una scrittura tanto difficile per me. Io sono più inclinato a scrivere quello che mi affetta, quello dell'anima, no? L'affetto, l'amore, il desamore, ma se mi fa tanto difficile scrivere quello che miei occhi ven alrededor, describir como un pintor. Mario fa como un pintor, non ricordo come si dice una pintura, un pintor, come si dice la parola. Tante grazie per questa opera, mi è piaciuto tanto. Grazie. Io non parlo di più quello pensiero che io tengo, perché tengo che parlarlo in spagnolo, è parola un po' difficile, ma resumo in questo che voglio dire. Se capisce lo che sì, io perfettamente. Okay, grazie. Ti ringrazio Martin per lo sforzo che fai per comunicare con noi nella nostra lingua, è perfettamente comprensibile. L'opera autobiografica del signor Bertino, quindi il titolo è Piccolo di Camera. Lui ha spiegato cosa significa piccolo di camera nella lingua della gente di mare, che è colui che si occupa delle cabine, di alcuni personaggi che sono sulla nave, il comandante, il primo ufficiale, l'ufficiale di macchina e via dicendo. E questo suo racconto ci parla dal suo punto di vista, come vive la vita nel suo piccolo mondo, in tutta semplicità. È questo che mi ha molto colpito. Lui ricorda vari eventi, li evoca nel corso di questo viaggio che fa attraverso la scrittura, ci parla ad esempio quando era piccolo, fin da piccolo, di alcuni eventi che lo hanno colpito, quelli più significativi, li ricorda però attraverso le parole della madre, i racconti che la madre ha fatto all'autore quando era in tenera età. Uno fra questi è quando inghiottì la chiave della macchina da cucire, la famosa Singer che tutti abbiamo avuto in casa quando eravamo piccoli, e poi le avventure di mare, come Piccolo di Camera, che naviga sulle acque del Mar Mediterraneo fino alle acque del Golfo Persico, e questi piccoli viaggi, come il viaggio di nozze con la moglie, Catania-Nicolosi, andata e ritorno,
e successivamente la nascita del figlio Enrico, che sono evocati anche in queste varie pagine che compongono la sua autobiografia. Ecco, e c'è sempre questo tema è la parola piccolo che ritorna, no? Sempre, continuamente in questa scrittura autobiografica. Ora, tutti gli eventi che sono evocati, raccontati, strutturano una linea temporale ben definita, un tempo vissuto che in questa particolare scrittura è lineare, no? È la storia di vita come ulteriore viaggio che procede seguendo un movimento diacronico e procede sulle acque della vita, attraverso fasi significative dell'esperienza dell'autore. E quindi questa vita rivissuta attraverso queste pagine come un agire, lui lo definisce proprio citando alcune delle frasi alla conclusione del suo testo, come un agire plasmato fin da piccolo dagli eventi esterni e interni che dimorano in noi. Ecco, questa è una espressione che prende corpo lungo le pagine scritte e confluisce in questa consapevolezza. Ha solcato le acque del suo piccolo mondo ripercorrendo un'esperienza biografica. Fra l'altro questa è la parola che scrive all'inizio della sua scrittura, definendola non tanto autobiografica ma biografica, perché riconosce questa forma perché lui è diventato ed è il biografo di questo viaggio, no? E quindi è anche una biografia, come dire, questo specchio in cui ci guardiamo, questo distanziamento che prendiamo rispetto alla nostra storia. E quindi lui parla di biografia, perché è il biografo di questa traiettoria personale che ripercorre e ripercorre anche tutti gli spazi, i tempi in cui ha vissuto e che hanno costellato questa vita. Però a conclusione si svela anche un altro desiderio dell'autore, perché questa è solo una prima parte di una sorta di diario di avventura della sua vita, e quindi io mi auguro che possa procedere, se non lo sta già facendo, a scrivere come dire, un ulteriore viaggio della sua vita, che ci farebbe anche piacere poi leggere in futuro. E quindi gli faccio i miei più sinceri auguri. E mi ha colpito anche un'altra frase che vado a citare proprio a conclusione di questa autobiografia. Lui augura a tutte e tutti un futuro senza guerre, in un mondo da vivere insieme nel bene infinito. E quindi io spero che questo possa essere il nostro futuro comune. Quindi, signor Mario Bertino, i nostri più vivi complimenti per questa sua opera, selezionata all'interno di questa sezione come seconda opera classificata. Mario Bertino, vuole intervenire? Per intervenire sono leggermente emozionato, devo confessare. Avete descritto bene anche il giurato precedente, ha interpretato bene quello che io sento dentro di me, e anche lei gentilmente ha preparato quel discorso della chiave e ci sono tante altre cose comunque in parole povere io non è che sono tanto espansivo, diciamo, però grazie. Prego. Adesso, come in ogni sezione, non è più un segreto, la prima opera classificata all'interno di questa sezione è l'opera della signora Rosa Giombarresi, che ricordo il titolo La figlia del pittore contadino. Ed è anche per questa ragione che noi abbiamo rivolto l'invito a Domenico Amoroso per poterci, insieme alla signora Giombarresi, parlare con
perché ha conosciuto e quindi ci ha già detto inizialmente questa conoscenza dell'opera e della persona di John Barresi. Vogliamo inizialmente cercare di capire chi era John Barresi prima di iniziare a leggere e ad ascoltare la signora John Barresi. Domenico, posso darti la parola? Sì, ti ringrazio. Intanto grazie per questo invito, per aver partecipato e aver ascoltato tante cose così interessanti, così coinvolgenti. Pensavo, se mi consenti, di dire che ho invidiato, ma anche considerato la difficoltà della giuria per scegliere queste 3 opere, che però è qualcosa che va fatto e che diventa molto significativo anche su quello che è l'attività in questo senso della vostra associazione. Perché ogni vita è eccezionale e ogni vita è banale, si può dire, perché per la maggior parte di noi almeno non abbiamo avuto ruoli o non ci sono avvenimenti così diversi da quelli degli altri per poter dire una vita eccezionale. E quindi l'eccezionalità sta poi nel raccontarla, e quindi appunto il compito della giuria ha dovuto riguardare questo aspetto, cioè quelli che sono riusciti dall'autobiografia alla biografia a raccontare però e a trasmettere ai lettori, spero di poter leggere presto le opere, quello che è stato un tempo e uno spazio in cui tutti noi possiamo poi ritrovarci in qualche modo, che è questo che rende l'opera un'opera sia diciamo di scrittura ma anche di arte, e che la rende un'opera d'arte che appunto merita quindi una visibilità e una osservazione diversa. Francesco Giambarresi, ecco, il libro che non ho letto di Rosetta Giambarresi, quindi ho subito però immaginato che fosse insieme una autobiografia e una biografia. Tanto la vita di Francesco Giambarresi, del padre e del resto della famiglia, in particolare di Rosetta, sono stati intimamente uniti. Lui è appunto poeta, scrittore contadino, artista contadino, scusate, perché nasce in un momento e in una condizione particolare che in qualche modo lo relega a un ruolo di solitudine, di sofferenza. Lui è costretto a vivere in campagna, a occuparsi degli animali, in un quasi totale isolamento. Fugge più volte per tornare a ritrovare il padre, perché è rimasto orfano di madre, ma come dire, la visione che si aveva nel tempo del rapporto tra padre e figlio lo riporta nuovamente a queste campagne isolate, vuote, dove lui comunque forgia il suo carattere e probabilmente determina il suo destino. È una persona che è rimasto per tutta la vita, potremmo dire, non mi piace il termine, ma quasi analfabeta, però ha riempito, come dicevo prima, intere pagine di diario, di memorie e di racconti sia dal punto di vista di carattere letterario e sia scientifico, medico, filosofico. Noi al Museo d'Arte Contemporanea, che tu hai citato e che in qualche modo è anch'esso un archivio di biografie, perché ecco, tu hai detto, ed è vero, ne siamo contenti in qualche modo, anche se ci dispiace che siano così pochi. In realtà il nostro è l'unica istituzione pubblica italiana che ospita una sezione dedicata agli artisti outsider,
che sono molto simili agli scrittori che voi appunto coinvolgete, a cui voi rivolgete la vostra attenzione. E una particolarità ancora nel nostro museo è quello di avere raccolto non soltanto alcune opere, ma tutto quello che può rappresentare la vita di questi artisti. E quindi diciamo la documentazione è un termine tecnico, l'archivio, ma è così. E quindi abbiamo le carte, le fotografie, gli appunti, le agende, i diari, le lettere ai familiari o ad altri. Francesco Giambarresi appunto si proponeva di scrivere un'opera enciclopedica di cui abbiamo potuto raccogliere la testimonianza relativa ad almeno 80 titoli, che vanno appunto dal romanzo al trattato filosofico, alla medicina, all'architettura, alla riflessione sapienziale. Rosetta ha vissuto molto intimamente, forse più di altri della famiglia, perché probabilmente l'ha sempre collegato al padre anche questo aspetto di narrazione, questo aspetto di un'arte che veniva a esprimersi in maniera diversa, ma che appunto ha queste caratteristiche che rende diverso un appunto, un insieme di fatti da un racconto, sia esso autobiografico, biografico, letterario. Non è un caso probabilmente che Rosetta in qualche modo ha seguito anche le orme del padre, perché anche lei dipinge e voi potete vedere alle sue spalle dei dipinti che non sono del padre ma sono di Rosetta, ed è interessante che lei, nonostante questo rapporto con questa figura quasi mitica, gigantesca, perché veramente Francesco Giambarresi è stata una figura di uno spessore eccezionale, però ha saputo trovarsi un suo linguaggio. E forse, anche se non ho letto l'opera, probabilmente questa sua voglia di scrivere è determinata anche dal fatto di trovare con il padre una situazione di distacco, ma anche di fili che collegano e che hanno collegato queste due esistenze. Quindi immagino e sono lieto appunto che la giuria abbia voluto dare questo primo premio, perché appunto, come dicevo prima, questo separa da una cesura che ci deve essere tra quello che può essere una semplice esposizione e quello che invece è un'opera. Forse voi non condividete questa definizione, ma che io in qualche modo chiamo anche letteraria, perché altrimenti non si spiegherebbe quali sono stati appunto i criteri della selezione di una giuria così qualificata e così esperta, che appunto ha dovuto scegliere 3 opere rispetto a tutte le altre che hanno partecipato a questo meraviglioso premio. Ti ringrazio per questa presentazione della figura del padre della signora Rosa Giambarresi. Hai colto, nonostante tu non abbia ancora potuto leggere l'opera e le altre opere che abbiamo qui presentato, il senso di questa scrittura. È perfettamente in linea con quello che tu già hai detto. È vero che noi siamo interessati alla dimensione umana e un po' meno alla dimensione letteraria, ma è vero anche che queste, fai bene a sottolinearlo, sono delle vere e proprie, tutte le opere selezionate all'interno di Trinachia sono delle vere opere letterarie. Io ritengo che però questa letteratura sia da intendere anche come creazione che è sia estetica, cioè la possibilità di esprimersi attraverso la scrittura in qualunque forma poi ogni autrice, autore la sviluppi, ma anche etica, perché ogni scrittura ci propone anche e ci mette di fronte ad alcuni valori che sono più importanti di altri per le persone che scrivono e che condividono con i lettori e con i giurati, in questo caso che hanno avuto il privilegio di leggerli. Signora Giambarresi, le posso dare la parola per
leggere una parte della sua autobiografia e intervenire? Ho sentito il bisogno di scrivere la mia storia, sin dalla mia tenera età, i miei disagi, le mie confusioni, la mia solitudine, il mio senso di abbandono e lo scotto che ho dovuto pagare nell'essere figlia di un artista. Mio padre di origine vittoriese, detto il pittore contadino, che sin dalla tenera età sentì il bisogno di esprimersi attraverso la pittura, non capito, anzi bastonato per le sue fantasie artistiche, trascorse la sua infanzia e gioventù in piena solitudine, con un padre padrone, senza una madre a sostenerlo. Si sposa giovanissimo e decide di abitare a Comiso, paese natale di mia madre. La sua natura fantasiosa e artistica lo portano spesso ad alienarsi e a non prendersi le responsabilità di un padre di famiglia. E così mia madre, consapevole di avere un marito particolare e artista, decide di trovarsi un lavoro, diventando il padre e la madre di tutte. Ma con 4 figli alle spalle, non riuscendo a conciliare lavoro e famiglia, decide di portare 3 dei suoi figli, di cui io, in un collegio a Messina, con la speranza di darci un futuro migliore. Solo dopo 4 anni rivedo i miei genitori e vengo ripresa per essere riportata in famiglia, a vivere una vita distante, con un padre completamente assente, che vive di grandi sogni, che alla fine diventeranno realtà, diventando un personaggio famoso e rispettato. Di lui se ne occuperanno per decenni giornali, Rai TV, ma prima l'arte e poi il successo lo allontaneranno dalla sua famiglia. Il successo lo travolgerà e, sperperando e regalando i sacrifici di una vita, inizierà il suo declino. Una grave malattia lo riavvicinerà alla sua famiglia. Oggi sono diventata quella che sono e grazie a Suor Maria, che mi ha trasmesso la fede, a mia madre per il suo spirito combattivo, la sua onestà e la sua grande dedizione alla famiglia, a mio padre che con i suoi sogni e la sua follia mi ha fatta sognare, dandomi le ali per poter volare, e il concetto di speranza che non mi ha mai abbandonata e del quale dovremmo nutrirci giorno dopo giorno tutti per migliorare la nostra esistenza. Ma soprattutto dico grazie a me stessa, che con grande forza e carattere non mi sono arresa alle avversità della vita, combattendo con determinazione ed impegno e guardando sempre avanti. Raccontando la mia vita, mi sono liberata di tanti ricordi, brutti e belli, ma che sono stati fondamentali per farmi diventare la persona che sono oggi. È la prima volta che scrivo un libro e pensavo che non ci sarei mai riuscita. E invece ce l'ho fatta. Ho pianto per tutta la stesura, ma grazie a questo ho liberato il mio cuore di tanto dolore che pensavo di aver superato, ma che invece era ancora intatto. Da questa esperienza ho capito quanto sia importante la scrittura, grazie alla quale, scrivendo, leggendo, rileggendo il mio vissuto, ogni qualvolta toglievo un tassello da un grande puzzle. E solo quando l'ho reso vuoto non ho più pianto. Ancora complimenti, grazie. Scusate. Anche in queste ultime Scusate. righe che ha letto c'è anche questa sua esperienza di scrittura. Amor, puoi prendere la parola? Veramente quando ci troviamo di fronte a certe storie umane, abbiamo quel desiderio di fare un inchino di rispetto verso le persone. E questo l'ho notato in vari racconti. E diciamo con un po' più forza nel romanzo di Rosa Giambaresi. Questo scritto, diciamo, si presenta abbastanza lineare,
con una scrittura semplice, ma la sua forza è soprattutto quella capacità di dare forti emozioni, specialmente riguardo la bambina. Abbiamo tre personaggi, diciamo, più importanti. La madre, che è una donna abbastanza seria, che lavora, che è consapevole della sua condizione e che si dà da fare per come dire, il suo il pensiero e la famiglia. C'è anche un padre che ama la famiglia, però la dimentica perché è fatto così, al punto di vedere, come dire, un aspetto negativo nel personaggio, ma non è cattivo, è un artista, anzi dopo il racconto di Domenico amoroso su questo panorama che ci ha dato sull'artista, direi che fa ricordare questi artisti, geni, scienziati del passato che sapevano tutto, versatili, e quello che poteva esserlo sicuramente il Giambarresi. Quindi c'è un contrasto, il padre da una parte che vive un'altra dimensione e la madre un'altra con i piedi per terra, mentre il padre con la testa fra di nuvoli. E fra questi due personaggi c'è la bambina, è lì che veramente la grande emozione, specialmente quando vengono trasferiti con i fratelli nel collegio a Messina. Come dire, il racconto va fino alla fine, a un certo punto sentiamo quella bella fine, ma non è del tutto una bella fine, come se il racconto non è mai finito e continua. Quindi voglio proprio, come dire, congratularmi con la Rosa per l'emozione che ci ha dato, anche per il grosso lavoro. Grazie Amor. Martin Guevara Duarte, puoi prendere la parola? Sì. Anche me ha gustato mucho, me ha piaciuto leer la opera e anche adesso ascoltare parlare a Rosa, la emozione me constata la idea de que el memoir, la biografía, fue una biografía de su sufrimiento, de sus padres, del viaggio. A los 3 años, la primera vez que se sube a un automóvil, prima volta, toda esta historia preciosa del Borgo, che non era un automobile, era carreta, i bambini non giocavano con la pala, sino con calcetín, ma erano felici. Y cuando hace ese viaje, tutta la familia en silencio, yo pensaba cuando leía si ella estaba hablando del silencio de su ánima o del silencio de la familia, cuando cuenta que el padre fue a la casa de la madre con el nono y el nono dijo que no era una buena familia, que la madre parecía más una irlandesa bionda y colorada, pero que era una mujer de mucho trabajo, pero pobre, realmente pobre y no alfabetizada. Me llegó mucho ella piange adesso, mientras leía,
ricordando questa famiglia. E per me, io non so se è certo, ma il lettore è altro mondo. Tu scrivi un romanzo, un'autobiografia, tu lo sueltas e poi tiene vita propria. La vida de tu escrito en mi cuore è che tu escribiste la biografía, como decía Amor, una autobiografía no es solo una autobiografía, es biografía de tu abuelo, del papá, del nonno, de la madre. Escribiste la biografía de tu dolor, de tu vida, y cuando finisce la biografía, adesso inicia la tua vida, la tua biografía, como dice Amore, ¿no? Non è finita questa autobiografia. E non solo non è finita, sino che inizia adesso. Tu, 20 anni più, tu vai a scrivere altra autobiografia. Non sé cómo parlare sin decir parola en español, ¿no? Como el ánima diferente, diversa es la parola in italiano. Ma voglio dire tante cose che non posso dire sobre questa, perché lo importante non è il pittore qua, l'importante è per quella persona che lee la parole della bambina, va viendo tutto, l'importante è esa persona, esa bambina, e l'entorno anche, l'amore, no? la mamma, come il babbo non lavora più e la mamma tiene che lavorare per tutti, la famiglia, per tutta la famiglia, scusa. Ma l'importante per me non solo piace adesso leggendo, la lettura è una fina lacrima cayendo sobre el papel, sobre ese papel, ¿no? Questo è tutto. Grazie Martin Guevara Duarte per questa condivisione di un'altra lettura di questa autobiografia. Io leggendo questa autobiografia ho pensato che è un'autobiografia dell'amore di una figlia per suo padre e della scoperta anche dell'autrice di una donna che attraverso l'arte, abbiamo visto questi, come ci ha fatto notare Domenico Amoroso, i quadri che sono alle sue spalle, che sono le sue opere d'arte, e di una donna che si scopre attraverso l'arte e scopre la possibilità di generare una nuova presenza di se stessa, una presenza poetica rispetto a se stessa, al mondo, e questo essere figlia di un artista, che è un po' è uno dei temi dominanti di questa autobiografia, un padre che comunque era una persona incompresa nella sua arte e criticato anche per la sua immaginazione ed espressione artistica, è una figura che dimora in questo racconto dell'autrice attraverso un sentimento ambivalente, come abbiamo ascoltato, di amore e risentimento allo stesso tempo, eppure mi ricordava fra l'altro un altro testo che io non ho potuto ancora leggere perché è scritto in lingua spagnola, quello di Martín Guevara Duarte, all'ombra, che tu hai citato poco fa, all'ombra di un mito, no? Qui siamo all'ombra di un altro gigante, di un'altra figura che predomina nella storia di vita della scrittrice, e ci parla come ha vissuto questi anni intensi in solitudine e disperazione per essere da una parte la figlia di questo pittore contadino, evoca diversi momenti, li abbiamo già ascoltata, anche quando inizialmente lei parla della sua esperienza scolastica, già fin da bambina è additata come la figlia del maestro John Barresi ed è la figlia di
di un maestro che notoriamente si accompagna poi a una condizione di precarietà, di povertà. Eppure alla conclusione di questa scrittura noi cogliamo questo orgoglio di essere stata la figlia del pittore contadino, la figlia di un artista, anche se non fu sempre un vero padre, eppure vive oggi questo grande sogno che è quello di questa povero contadino, artista, anche additato come folle, e che viene riconosciuto attraverso il suo talento, la sua creatività, e che sono state apprezzate in Sicilia e nel resto del mondo. E questo orgoglio che comunque ci trasmette attraverso la sua scrittura è anche l'esperienza del mettersi in gioco. Il mettersi in gioco di una donna come figlia d'arte, ma soprattutto come donna, per essere apprezzata per le sue opere, quelle che noi vediamo alle sue spalle, e che sono felice che siano state premiate anche in svariati concorsi e rassegne. E quindi quello che è più importante è quando lei si ritrova se stessa, una nuova presenza, come dicevo, una nuova presenza poetica attraverso la scrittura, attraverso la pittura e il disegno, che poi sono quelle forme di espressione che lei aveva tenuto lontano da sé, perché erano più vicine a questa figura predominante, imperante del padre, e che quindi scopre come una possibilità per esprimersi attraverso l'arte. E dalla scrittura di questa autobiografia nasce poi infine un sentimento quello di nutrire l'anima di speranza e di amore. Questa è un'autobiografia che mi ha molto toccato, e anche gli altri giurati hanno sottolineato questo aspetto umano che è vivo attraverso queste pagine. Quindi io mi complimento, ci complimentiamo tutti con la sua scrittura, con la sua arte, signora John Barresi, complimenti, lei è la sua opera è selezionata come prima opera classificata all'interno della nostra sezione autobiografie, quindi ancora tanti complimenti. Grazie. Posso avere la parola per un minuto? Certamente, ti avrei sollecitato sicuramente adesso Ti per poter... ringrazio. Prego. Ma devo dirvi intanto che anche se conosco la storia della famiglia di Rosetta, di Francesco, di Biagina, dei fratelli, eccetera, però mi sono profondamente commosso alla lettura di queste pagine, e quindi questo appunto ancora una volta dimostra come la conoscenza è qualche cosa, ma poi invece entrare dentro proprio l'animo di quello che è stato scritto e dei personaggi che fanno parte di questo che immagino sia uno straordinario racconto è un'altra cosa. Volevo semplicemente dire che quella famiglia che io appunto ho conosciuto bene era una famiglia piena d'amore. Perché ecco, qualcuno l'ha già sottolineato, cioè ci sono state delle difficoltà, delle manchevolezze sicuramente, però l'amore era veramente al centro di tutto questo nucleo familiare, perché Francesco adorava la sua famiglia, adorava i figli, adorava la moglie. La moglie adorava quest'uomo che considerava proprio un vero e proprio idolo, e i figli, nonostante l'abbandono, nonostante le difficoltà, hanno sempre adorato i genitori e si amano profondamente l'uno con l'altro. E questo quindi secondo me è una caratteristica importante che poi si vede, si evince nelle pagine che appunto abbiamo letto. Poi devo dire che Rosetta, io la chiamo Rosetta perché così veniva chiamata in famiglia, è diventata, è stata ed è una grande persona.
non è che io voglia adesso così manifestare qualcosa fuori dalle righe, ma è veramente una grande persona, come madre di famiglia. Credo che tra l'altro anche l'incontro fortunato con quello che è il marito di Rosetta sia stato importante, perché lei abbia potuto lasciarsi, senza dimenticare, però lasciarsi alle spalle quel vissuto di sofferenza che ha caratterizzato gran parte della sua vita. E infine nell'archivio John Barresi, che il Museo d'Arte Contemporanea di Caltagirone custodisce, ci sono dei quaderni dove Francesco John Barresi, quasi analfabeta, preparava delle lezioni per i figli. Cioè lui immaginava di svolgere questa azione educativa che non era come dire di didattica, cioè voglio dire di alfabetizzazione, di scrittura, ma era invece profondamente morale, profondamente etica e profondamente culturale. Quindi a lui non è mancato sicuramente l'attenzione e l'interesse per i figli. Era un artista e poi le vicende della vita, come dire, non dico che abbiano prevalso, ma hanno segnato profondamente questa vita, ma senza mai negare questo grande amore. Grazie Domenico, il tuo intervento era importante in questo contesto, soprattutto per aiutarci a restituire totalmente in profondità la figura di questa personalità, di questo artista. Allora io ringrazio tutte le persone che sono intervenute, ringrazio i nostri giurati, Amortechis, il nostro sponsor di penna Martin Guevara Duarte, ancora ti ringrazio nuovamente Domenico Amoroso, e un grande abbraccio alle nostre scrittrici, ai nostri scrittori che sono state premiate in questa sezione, per noi una sezione molto significativa del premio, quella delle autobiografie. Io vi saluto e mi auguro che ci sia la possibilità di poterci ritrovare di persona non appena le condizioni attuali ce lo renderanno possibile. Quindi grazie a tutte e a tutti. Grazie a voi, complimenti dell'iniziativa.